Nel 2012 aveva salvato una donna che voleva togliersi la vita. Si era gettato senza esitare nel Canal Sasso mentre altri stavano a guardare. Da quel giorno è diventato l'eroe di San Giuliano, perché lui, Oliviero Biancato, detto Walter, non ha salvato solo una vita, ha rischiato la sua. In quel periodo infatti era malato e si stava sottoponendo alla chemioterapia, ma raccontò gli era scattato qualcosa dentro. Oggi quell'eroe non c'è più, la malattia ha vinto su di lui. Venerdì si è spento nella sua casa di Marcon. Un male dentro e la beffa del licenziamento, come aveva denunciato ai nostri microfoni lo scorso maggio. Ti fa perdere tanta forza, tanta energia, non è che sia, però la voglia di tornare al lavoro era tanta, appunto per sentirmi una persona attiva, una persona che può servire, può dare ancora qualcosa, insomma. Questo era, la dignità del lavoro è dura, anche l'ammazzata del lavoro è stata dura, tanti pensieri ti passano per la testa e è difficile, è che una famiglia, una moglie, un figlio, vabbè, è autonomo, però Lavorare per non perdere la dignità, per la sua famiglia, ma quel lavoro non l'ha più riavuto. Stamane nella chiesa della Madonna Pellegrina, stracolma, è stato celebrato il funerale. Voi date testimonianza, l'assemblea così numerosa e anche così giovane, date testimonianza della grande disponibilità e del grande altruismo che ha caratterizzato la vita di Walter. Per l'omelia il parroco ha scelto il brano del Vangelo sulla disponibilità e l'altruismo, perché Walter era così e lo testimonia anche la presenza di tanti giovani per il suo impegno anche a favore dello sport. La moglie e il figlio Matteo che si danno forza, il ricordo del nipote in una lettera letta dal parroco. Signore, mio zio deve essere, e sicuramente lo sarà sempre, un esempio di vita per tutti noi, perché ha lottato con tutto ciò che poteva, fino all'ultimo istante, fino all'ultimo respiro della sua vita, con coraggio, forza, senza arrendersi mai, e con fede grande in te.